Le locazioni turistiche sono un valore per il turismo e per la città o sono un problema sociale, un problema di sicurezza, un problema anche fiscale? Ne parliamo oggi con questo approfondimento tematico di Daily e Verona Network dedicato appunto alle locazioni turistiche. Ospite qui negli studi di Radio Adige TV c'è Edoardo Nestori, presidente di Locatur, l'associazione di categoria. Benvenuto. Grazie mille per il gentile invito. Partiamo con una foto che ha fatto discutere, è stata pubblicata in vari giornali, social nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, si è vista non solo a Verona, in tante città d'Italia. Tourist go home, stop Airbnb, ma diciamo che chi diffonde questi bollini un po' se la prende con tutto il settore delle locazioni turistiche e simili. Nestori, quando ho visto questi bollini le prime volte, come si è sentito da imprenditore del settore? Beh, sicuramente ci sono rimasto male, ci siamo tutti rimasti male, noi locatori turistici, perché non pensiamo di meritare questo trattamento. Noi comunque, a parte un'attività imprenditoriale, poi forniamo anche un servizio alla città, perché è un servizio di ricezione turistica, anche perché ricordiamoci che senza le locazioni turistiche in una città proprio come Verona sarebbe difficile poter ospitare tutta la mole di turisti che arrivano nella nostra città. Quindi questi azioni che sono veramente delle azioni vandaliche, che noi abbiamo definito vandaliche, e di sabotaggio, danneggiano noi in primis, ma noi crediamo anche tutta la città. Ecco, negli scorsi giorni a Verona il comune ha presentato insieme alla polizia locale i risultati dei controlli. Qui vediamo l'articolo sul sito dailyverona.it. Il titolo che abbiamo fatto è stato "Locazioni turistiche a Verona, c'è da lavorare sulla sicurezza". Ma qual è il nodo? I controlli hanno dato risultati diciamo molto scarsi, nel senso che sono pochi quelli che sgarrano davvero, anzi il comandante Altamura dice che il settore ha fatto grandi passi in avanti. Una delle note è stata appunto qualche mancata segnalazione alla questura sulle presenze, però anche questa in realtà è stata diciamo nel bilancio totale molto contenuta. Allora vediamo il servizio, poi ne discutiamo con il nostro ospite. Presentato questa mattina in comune a Verona il bilancio dei controlli sulle attività ricettive nel 2024 e quindi B&B, locazioni turistiche e simili. La quantità di infrazioni riscontrate non è eccessiva, sono una cinquantina, ma preoccupa la questione della sicurezza per le mancate segnalazioni delle presenze alla questura. Il controllo viene effettuato da un team che è composto dalla polizia locale, dall'ufficio tributi e dalla Guardia di Finanza. I controlli mirano a monitorare sia il corretto adempimento di tutti quelli che sono gli obblighi in capo a chi gestisce questo tipo di locazioni, quindi le segnalazioni, la dichiarazione, da gennaio 25 anche la richiesta del CIN, e quindi tutto ambito diciamo tributi locali, adempimenti, regolarità del lavoro e anche le segnalazioni in questura, che sono diventate ancora più urgenti in presenza di un rischio allerta terrorismo che negli ultimi tempi si è generalmente innalzato per i fatti che ben conosciamo. Quindi non trascuriamo anche il significato in tema di sicurezza, di prevenzione di rischi importanti di questi adempimenti, perché in qualche modo tracciano le presenze del nostro territorio. Ci sono omesse pubblicità che non sono state mai richieste le autorizzazioni, c'è il tema del codice identificativo e poi c'è il tema che ci preoccupa maggiormente della mancata comunicazione alla questura delle persone alloggiate. C'è un obbligo di legge, chi non lo fa commette un reato penale. Ci sono controlli in atto, c'è un team, si sta lavorando molto bene con la Guardia di Finanza, che ringraziamo anche rispetto alle loro banche dati a cui hanno accesso, e le attività sono settimanali, per cui si fa uno screening delle attività soprattutto segnalate dai turisti anche scontenti. Circa il 90% delle strutture turistico-ricettive ha richiesto il nuovo CIN, codice identificativo nazionale. Gli altri si devono adeguare al più presto. In generale però sul rispetto delle regole il settore non è il Far West di cui talvolta si parla. I locatori turistici hanno fatto un grande passo avanti, c'è voglia di rispettare le regole, però i controlli devono essere fatti anche rispetto all'imposta di soggiorno, che non può essere evasa. Il dialogo con le associazioni invece diceva è difficile. A noi non è arrivata nessuna segnalazione da parte delle associazioni dei locatori turistici, ci piacerebbe averle anche da parte loro e non dai clienti che magari lamentano una scarsa pulizia piuttosto che un alloggio che non è quello pubblicizzato su internet.
Sarebbe importante la collaborazione a tutti i livelli, visto l'impatto, anche positivo, del settore sulla città. I numeri sono elevati e un utilizzo non corretto e non regolamentato di questo fenomeno, che è interessante perché comunque offre un tipo di ospitalità che si aggiunge a quella alberghiera e che quindi è adatta all'attrattività dei nostri territori, però può anche provocare distorsioni. Non faccio soltanto un breve cenno a tutto quello che è la concorrenza sleale verso chi rispetta le regole, piuttosto che anche una dinamica del mercato immobiliare che poi aggrava generalmente una situazione o contribuisce ad aggravare una situazione non facile sul piano delle politiche abitative, ma qui sconfiniamo su altre tematiche. Una task force con comune, polizia locale, guardia di finanza, in totale nel 2024 560 ore di controlli, 119 strutture ricettive, di cui 102 locazioni, 7 B&B, 8 alloggi turistici, 2 unità abitative classificate all'uso turistico, per 50 violazioni accertate, una su 2, ma dobbiamo rapportarla al numero delle strutture che, censite dal Comune di Verona, sono 3.708, quindi le 50 violazioni, che sono alcune più gravi, alcune meno gravi, insomma sono veramente quasi una goccia. Sicuramente bisogna asciugare anche quella goccia, ma non è nemmeno appunto quel Far West che si diceva. Qualche violazione, vediamo, violazioni della omessa esposizione del codice identificativo, esercizio abusivo. Ecco, esercizi abusivi sono 2 segnalati nel 2024, quindi totali evasori, diciamo, dalle norme. Di nuovo 3 violazioni per omessa esposizione del segno distintivo, 3 violazioni per pubblicità ingannevole o difforme, e poi altre violazioni residuali, più stanze di quelle legittimate, e di nuovo violazioni sulla pubblicità. Insomma, Nestori, non c'è il Far West. Assolutamente non c'è il Far West, si può evincere facilmente anche appunto da questo servizio, dal resoconto della Guardia di Finanza, Amministrazione e Polizia Municipale, anzi dirò di più, siamo una delle categorie più controllate e anche facilmente controllabili, penso, sul mercato italiano, nel senso che dal punto di vista fiscale c'è un accordo quadro tra Guardia di Finanza, ad esempio, e le piattaforme, quelle più importanti, tipo Booking, Airbnb, sulle quali noi lavoriamo tendenzialmente ormai al 97-98%, e lì è facile controllare il fatturato rispetto a quello che viene dichiarato, e lì non si scappa. Per quanto riguarda tutto il resto delle normative che sono state introdotte piano piano in questi anni, noi le stiamo perseguendo al massimo. Ovviamente, come Associazione Locatori Turistici Veneto, che siamo l'associazione tra le più importanti d'Italia, la prima nel Veneto, diamo istruzione ai nostri associati di perseguirle, quindi i rilevatori di fumo, di gas, gli estintori, l'esposizione del CIN. Il CIN è il codice identificativo nazionale, che nel Veneto c'era già il CIR, che sarebbe il codice identificativo regionale, è andato a sovrapporsi. In realtà per noi dal punto di vista pratico cambia poco, se non dover fare altri target e avere altri piccoli costi, però diciamo che noi siamo molto regolamentati. Tra l'altro il dato, non so se è stato detto, a Verona l'esposizione e la richiesta del CIN è tra le più alte d'Italia. Questo mi sento di dire anche grazie alla nostra associazione, perché essendo la gran parte associati a noi e noi battendo su questo dato, su questo fatto, siamo tra le più alte in Italia, forse tra la più alta in Italia. Ecco, vediamo anche la provocazione del comandante Altamura, qui lo vediamo in questo articolo, ma abbiamo sentito nel servizio B&B, locazioni turistiche fuori norma. Altamura dice dalle associazioni però non c'è arrivata nessuna segnalazione. Com'è il rapporto con le istituzioni e anche il controllo interno all'associazione? Allora, con l'amministrazione il rapporto, perlomeno per noi, è molto buono. Noi recentemente abbiamo avuto degli incontri con l'assessore Ferrari, con l'assessore Rota, con l'assessore Ugalini, quindi il rapporto di collaborazione nostra è totale. Non abbiamo avuto un incontro col comandante Altamura e con la Polizia Municipale, quindi questo sicuramente è una pecca da parte nostra, però anche da parte loro, nel senso che nessuno ha cercato nessuno, tanto è vero che noi di questa conferenza stampa non sapevamo nulla.
E non è facile nemmeno per noi scovare i cosiddetti abusivi tot court, perché ovviamente quelli non sono censiti da nessuna parte, o uno se ne accorge che di fronte a casa sua c'è un vai e vieni di turisti e non c'è esposto nessun codice identificativo nazionale eccetera, altrimenti non è facile. Poi noi come categoria, come associazione di categoria, ripeto, spieghiamo, istruiamo i nostri associati, però non possiamo rispondere poi direttamente noi se uno pubblica una foto difforme da quella che è la realtà. Noi diamo delle indicazioni, ovviamente per essere associati a noi bisogna essere in regola, nel senso bisogna essere registrati, però dopo se uno dichiara 3 letti invece ne ha 2 o ne ha 4, anzi, quello non dipende da noi, quindi accettiamo questa indicazione da parte della... Mettiamo un incontro col comandante in agenda. Esatto, mettiamo in conto l'incontro col comandante in agenda, insomma, mi segnerò di chiamarlo io stesso. Perfetto, poi ci farà sapere e sì. ci risentiamo per fare il bilancio dell'incontro. Dicevamo appunto codici, regole, il settore, guardando un po' più ampio, sta andando incontro negli ultimi anni, magari c'è stata un po' una bolla qualche anno fa, adesso sta andando incontro a una professionalizzazione, cioè le locazioni turistiche sono bene o male spesso, quasi sempre rette da persone che lo fanno quasi di lavoro o solo di lavoro. Sì, assolutamente sì, anche perché comunque è un lavoro professione impegnativo, è un lavoro che richiede tempo, dedizione, perché non è facile alle 11:30 fare un check-in o andare a accendere la caldaia che si è spenta o a luna di notte, quindi è un lavoro che chiede dedizione e ultimamente anche molta professionalità, appunto, e tanto è vero che tanti appartamenti adesso sono gestiti proprio da chi lo fa solo quello. Una volta era un secondo lavoro e il medico che aveva un appartamento lo metteva a fare locazione turistica, adesso no, è difficile, anche perché appunto ci sono tantissime regole in più da seguire che una volta non c'erano, e quindi si è professionalizzato. Questo è un bene sicuramente. Poi a volte sembra che dia fastidio che invece ci sono delle compagnie, delle aziende che fanno questo di lavoro, però è un'attività come un'altra, e ripeto, è un'attività che per una città attrazione turistica come Verona è un'attività che è richiesta proprio dalla società, altrimenti sarebbe un problema. Basta pensare quando ci sono dei concerti, quando ci sono le fiere, al Vinitaly, se non ci fossero locazioni turistiche, gli ospiti del Vinitaly dovrebbero andare in altre città e quindi perderebbe tutta la filiera, perché dopo chi dorme da noi, chi ospitiamo noi, mangia nei ristoranti della città, va nei bar della città, fa shopping nei negozi della città, usa i taxi della città, visita magari un museo della città. Se invece non ci fosse locazione e costretto ad andare a Mantova piuttosto che a Trento, piuttosto che a Vicenza, anche la città ne perderebbe. Chiaramente, infatti i numeri anche parlano di questo: 3.700 locazioni o simili appunto censite a Verona, vuol dire immagino almeno 5-6.000 posti letto che diventano, anzi probabilmente anche di più, perché alcuni sono appartamenti anche più grandi, e quindi significa una cassa di espansione per la ricettività di Verona che altrimenti sarebbe difficile avere. A proposito di cassa, sì, anche la raccolta della tassa di soggiorno, perché noi raccogliamo una cifra molto importante annualmente per la tassa di soggiorno, che poi sono soldi che vanno ad aiutare la nostra amministrazione e la nostra città. Chiaro, insomma, ovviamente è un circolo anche virtuoso in senso ampio. Il circolo virtuoso a volte ovviamente c'è anche al rovescio della medaglia, lo ha segnalato il sindaco Tommasi parlandone a un congresso dell'ANCI, l'associazione dei comuni. Vediamo la dichiarazione, la prendiamo proprio dal sito del comune. La tassa di soggiorno non risolve il problema degli affitti turistici, avere le risorse non significa la possibilità di spenderle, e dice Tommasi: i turisti sono sempre benvenuti, sta a noi creare infrastrutture adeguate. Quanto agli affitti brevi, credo sia necessaria una riflessione generale sul tema della convenienza da affittare a lavoratori e lavoratrici che scelgono di vivere a Verona, perché quello della mancanza di alloggi a prezzi accessibili per le famiglie è un problema comune a tutte le città, che ritengo si possa ovviare facendo sistema con partner istituzionali privati che investono sull'immobiliare, eccetera eccetera, garantendo alloggi ai lavoratori. Rubate
è un po' una provocazione, rubate alloggi ai lavoratori? Allora, ovviamente... Soprattutto in centro storico, che è il cuore pulsante, insomma, della città. Certo, allora, quella del sindaco Tommasi in realtà, se analizzata meglio, non era una critica rivolta direttamente proprio alle locazioni turistiche. Lui ha fatto in quel caso lì un discorso un po' più generale, che quindi non coinvolge solo le locazioni turistiche. Le locazioni turistiche, ovvio che ci sono degli appartamenti che i proprietari preferiscono dare a chi fa locazione turistica piuttosto che affittare a lungo termine con una locazione standard. Ma il motivo perché? Per quali sono i motivi? Non è solo un discorso economico, anche perché non è che varia così tanto, perché comunque i prezzi degli affitti sono aumentati in generale. È un discorso di, ad esempio, perché non si mette mano sulla legge sullo sfratto? In Italia il proprietario dei muri di un appartamento è terrorizzato nell'affittarlo a persone che dopo magari non pagano più l'affitto e quindi non essendo tutelata dal punto di vista dello sfratto si trovano dopo in difficoltà, quindi preferiscono magari darlo a locazione turistica perché per la locazione turistica ovviamente è molto più elastica, è molto più sotto controllo, ci sono appunto delle aziende che li gestiscono, quindi non c'è il problema sfratti, non sfratti, insomma. E ci sono tantissimi appartamenti sfitti a Verona. Ci sono palazzi interi in centro sfitti che non sono dati né a locazioni turistiche né a locazioni normali, perché i proprietari per vari motivi preferiscono non farlo. Basta andare noi abbiamo un sacco di numeri e sui numeri reali non li conosco, non me li ricordo, non voglio dire una cosa per l'altra, però sono molto alti, si parla di centinaia di appartamenti. Dopo c'è da dire anche che le locazioni turistiche svolgono una funzione sociale, perché non tutte le locazioni turistiche sono situate nel centro storico e sono anche se si chiamano locazioni turistiche, per turisti, perché noi abbiamo molte locazioni, molti associati nostri sono attorno ad esempio agli ospedali di Borgo Roma e di Borgo Trento, e lì immaginiamo chi viene a farsi delle terapie che deve stare qui anche 15-20 giorni, se non ci fossero locazioni turistiche sarebbe costretto ad esempio ad andare in hotel con costi molto più elevati e anche una privacy diversa, chi magari fa o anche l'accompagnatore stesso delle locazioni turistiche, ovviamente da noi si può farsi da mangiare, va a farsi la spesa, quindi non è solo turismo, noi forniamo una funzione sociale, oltre al fatto anche che in realtà anche i lavoratori vengono da noi, perché chi ha il manager, quello che dico sempre, che magari a volte si fa un po' pensano che ci sia la concorrenza un po' sleale delle locazioni rispetto agli hotel. No, perché però in realtà l'ospite nostro è differente, il mercato ci differenzia. Se io sono una persona, un manager che vado a Milano una notte, tendenzialmente vado in hotel, non prendo un appartamento che mi tocca andare a farmi la spesa, a farmi la colazione, però se sono con la mia famiglia, 2 bambini, 3 bambini, e sto una settimana, preferisco stare in una locazione turistica. Questo va anche in disdetta al fatto che veniamo accusati a volte di essere noi causa del turismo mordi e fuggi. In realtà, date alla mano, il turista, l'ospite delle locazioni turistiche soggiorna di più in media, 2 notti e mezzo rispetto a quello di un hotel. È facile, anche comprensibile, abbastanza chiaro. Per chiudere, vediamo, abbiamo citato il sindaco Tommasi, l'amministrazione Tommasi ha introdotto nuove regole per la ZTL, lei da anche operatore del centro storico, perché appunto l'abbiamo visto, insomma, buona parte, anche se non solo, buona parte delle locazioni turistiche e affitti brevi sono in centro storico. Queste nuove regole come secondo lei impattano anche sul suo settore? Sicuramente commercialmente parlando è abbastanza semplice dire che era meglio che non ci fossero limitazioni, perché fino a qualche mese fa l'ospite delle locazioni turistiche comunque poteva accedere, veniva registrata la targa, esatto, come gli hotel fondamentalmente, poteva accedere o nelle fasce orarie aperte, certo, oppure noi potevamo registrare gli ospiti come esattamente gli hotel. Da 2 mesi e mezzo non più, quindi ovviamente ci danneggia dal punto di vista commerciale, dal punto di vista appunto un po' della vendita, però c'è anche da dire che non è una questione così dirimente per noi, nel senso che possiamo comprendere anche che l'ospite, noi comprendiamo e comprenderà anche l'ospite che se uno prenota un appartamento in via Duomo piuttosto che in via Mazzini, insomma se la farà a piedi, parcheggerà fuori. L'importante è appunto che ci siano posti auto, parcheggi anche fuori da ZTL, quello sì. Quindi
accettiamo, però diciamo che va migliorata la situazione. E il turista magari arriva anche in treno e quindi lì proprio non si pone il problema. Certo. Mi sembra abbiamo fatto un quadro della situazione delle locazioni turistiche e degli affitti brevi, grazie al nostro presidente di Locature Edoardo Nestori. Grazie a voi per il contributo, e di nuovo intanto vi invito ovviamente a iscrivervi al quotidiano daily e a tutti i settimanali e i prodotti di Verona Network, appunto daily ovviamente gratuito, arriva ogni sera via email oppure via WhatsApp oppure via anche Telegram. Vi invito quindi a continuare a seguirci e a restare sintonizzati. Buon proseguimento.